Affrontare la crisi è il tema di alcune iniziative che la cooperativa La Fenice ha organizzato per appunto puntualizzare alcuni importanti interventi. Con noi abbiamo il presidente della cooperativa La Fenice, Fabrizio Persico, al quale chiediamo di illustrare un po' il programma e le finalità di queste iniziative. Allora, direi intanto che è il quarto anno in cui queste iniziative nel corso della primavera si susseguono e di fatto hanno un po' il compito di sensibilizzare, promuovere il centro Diaforà vuol dire differenza, questo centro studi che andrà a crescere, che ha cominciato a crescere, che ha cominciato a muovere i primi passi e che ha come suo compito quello di studiare, ricercare, mettere a fuoco il tema della differenza. Il tema della differenza che ci sembra nevralgico sempre di più perché è intorno al dialogo delle differenze che crediamo possa giocarsi il futuro. Quest'anno il tema scelto per le 3 puntate, la prima è già successa, è già avvenuta l'8 aprile e c'è stato il professor Sini che ha parlato, che ha tenuto questa conferenza dal titolo Immaginare il futuro, la differenza come condizione di vita, dove si capisce già dal titolo insomma la necessità di valorizzare la differenza come condizione di vita, così appunto diceva la conferenza. Ma dicevo che il tema poi dalle altre 2 conferenze punterà nello specifico sul ruolo che ha la cultura al tempo della crisi, quella crisi che stiamo vivendo oggi, che è una crisi forse e sfido un po' il paradosso, forse è una crisi di cultura, è una crisi cioè di lettura della crisi, perché tutti la viviamo giustamente o giusto appunto come crisi economica, come crisi di lavoro, come crisi del mercato, come insomma crisi nelle molteplici strade che questa parola declina, ma forse c'è bisogno proprio di un ripensamento di questo tema, il tema della crisi, e forse c'è bisogno di qualche sguardo un pochino diverso, da qui insomma la necessità di provare a guardare la crisi anche dalla differenza. E quando gli appuntamenti? Dunque, gli appuntamenti sono, il primo ho detto è già avvenuto lunedì 8 aprile, il secondo ci sarà il professor Rocco Ronchi che è già stato ad Albino un paio d'anni fa, che terrà la conferenza il 29 di aprile, quindi lunedì prossimo, con il titolo Se la cultura fa differenza, e infine il 27 maggio la professoressa Fabbrichesi che racconterà il tema appunto della politica, il ruolo della cultura nella politica attuale. E saranno tutte e 2 le conferenze, sia quella del 29 aprile sia quella del 27 maggio, all'Auditorium di Albino, dove peraltro si è svolta anche la prima conferenza. Rocco Ronchi, dicevo, è già stato ad Albino, la professoressa Fabbrichesi invece è la prima volta e siamo proprio un po' curiosi di ascoltarla all'interno di questa prospettiva. Aggiungerei peraltro che la professoressa Fabbrichesi fa parte anche del comitato scientifico di Diaforà, quindi di fatto è un po' una persona che pur nella curiosità sul tema del ruolo tra politica e cultura conosciamo e abbiamo pensato che valesse la pena ascoltare.